Un'istanza presentata nelle ore scorse. La richiesta è chiara: ottenere la nullità dell'autopsia sul corpo di Anica Panfile, la mamma 31enne trovata morta sul greto del Piave a Spresiano il 21 maggio del 2023. La motivazione di questa richiesta la spiega l'avvocato Crea, difensore di Franco Battaggia, il 77enne in carcere per l'omicidio della donna. Riteniamo che Battaglia dovesse essere avvisato dell'espletamento dell'autopsia, in quanto convergevano su di lui dei forti sospetti, ancorché non formalmente iscritto nel registro degli indagati, e invece non fu avvisato e fu iscritto nel registro degli indagati dopo qualche minuto dall'esito, qualche ora dall'esito dell'autopsia. Insomma, un esame che avrebbe dovuto tenersi con la presenza di un consulente nominato dal 77enne imprenditore veneziano, ma così non fu ed ora la difesa parte all'attacco. Se l'istanza presentata dal difensore venisse accettata, Franco Battaglia riguadagnerebbe la libertà dopo quasi 7 mesi di carcere. Qualora dovesse essere dichiarata la nullità dell'autopsia, verrebbe meno l'accertamento della causa di morte, quindi ne sarebbe una conseguenza. Insomma, Franco Battaglia, considerato unico responsabile della morte di Anica, potrebbe essere rimesso in libertà. L'arresto dell'uomo era supportato da un quadro indiziario solido, ma questo vizio procedurale potrebbe portare ad una svolta.